Ciao a tutti, bentornati nella mia cucina. Guardate, sono affacciata alla finestra. Vedete come sono belle le luci natalizie del vicinato e la luna che splende lassù nel cielo? Vi mostro anche questo bellissimo gioiello. Era una collana di mia zia. Mia zia Anna di Genova l'ha trasformata in una collana e un paio di graziosi orecchini. La collana era della mia carissima zia Barbara. E adesso ho applicato anche questo splendido ciondolo che mi ha regalato Monica, un pensierino acquistato ad Assisi, che userò anche quando utilizzerò l'abito medievale. Grazioso, vero? C'è sempre un momento per pensare alle persone care. Bene, guardate questa immagine dell'esterno della casa senza luci e senza flash. Bello, eh? Bene, questo pomeriggio ho deciso di preparare la mia cena preferita, il mio piatto preferito in assoluto. Pensate che quando ho iniziato la mia carriera scolastica e sono arrivata a Nurri, quindi a scuola per la prima volta, era ora di pranzo e tutti stavano mangiando, erano in mensa. E io ho chiesto alle altre insegnanti, sono appena arrivata, come mi devo comportare? E loro mi risposero, hai visto che ti hanno già servito il pranzo? Siediti e mangia. Nel mio piatto c'erano tante stelline, la minestrina, e le stelline sono sempre state la mia pastina preferita. E mi dissi, ma un segno del cielo che sarà una carriera splendente. E sino ad oggi così è stato. Non una coincidenza, ma un messaggio. Una casualità, chiamatela come volete. E quindi oggi ho deciso di preparare del bollito di carne, per cui se siete curiosi di sapere come ho proceduto, perché lo sentite che sta cuocendo nella pentola a pressione, allora aio, venite di conto. Questa sera bollito di carne. Ho portato a bollore dell'acqua, ho aggiunto 2 cipolle, 3 patate, un rametto di sedano, 2 carote e del manzo tagliato a pezzi, neanche tanto piccoli. Ora chiudo, ho messo il sale, basilico, ora metto il tappo della pentola a pressione e faccio cuocere per una ventina di minuti dal momento in cui inizia a fischiare. La carne l'ho immersa e anche le verdure nell'acqua una volta che è arrivata a bollore. In questo modo si chiuderanno tutti i pori e otterrò un'ottima carne e un brodo di qualità inferiore naturalmente. Eccola qua, pronta, fumante, bella grassa. Che squisitezza! Il mio piatto in assoluto preferito. Mi ricorda la mia infanzia, ci piaceva tantissimo quando mamma ci preparava la minestrina, sia a me che a mio fratello. Vi mando un caro saluto e vi auguro una buonissima serata. Ciao!